Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi non sapevo bene cosa fare, no, non è vero, lo sapevo, però era per ridere perché ho stampato ben 60 e più pagine della dispensa Arcieri Bertoldini, che è in assoluto la prima raccolta che è stata pubblicata appunto sul sito ilcapitano.altervista.org. Questa è una raccolta molto molto importante, anche se abbiamo già visto alcuni dei circuiti contenuti qui dentro in altre raccolte di cui abbiamo già parlato, ma è importante perché in assoluto appunto è stata la prima pubblicazione. A collaborare alla realizzazione di questa dispensa sono stati appunto un gruppo di radiestesisti che appunto ha messo in essere questi circuiti e li ha testati. Oltre ad averli testati, verificando appunto la validità di questi circuiti, si sono avvalsi della collaborazione di una Wiccan che ha controllato appunto con la vista spirituale anche l'emanazione delle energie e la reale efficacia dei circuiti. Dunque sono super testati e sono stati messi a punto proprio per una serie di interventi, di esigenze che adesso andiamo a vedere. Salto le prime pagine, anche se vi ho mostrato appunto la copertina che a colori è molto meglio di come purtroppo sono in grado di mostrarvela, ma andando sul sito www.ilcapitano.altervista.org alla voce PDF da scaricare gratuitamente trovate appunto questo 32 circuiti radionici degli arcieri Bertoldini. Dunque vedrete appunto scaricate, avrete la vostra copia completamente gratuita. È una copia molto consistente perché oltre ad esserci 32 circuiti ci sono le annesse spiegazioni. Dunque anche se io ora ve ne parlo e ve li spiego, alcuni rapidamente perché sono comunque già presenti in altri PDF di cui vi abbiamo già parlato, mi soffermo soltanto su quelli nuovi, diciamo così. Allora, qui abbiamo un circuito per tutti gli amanti delle coltivazioni, insomma dell'agricoltura, quelli che hanno l'orto, che coltivano. È un circuito appunto per rivitalizzare, per stimolare, diciamo così, la vitalità delle piante. E semplicemente basta mettere un testimone della pianta o del frutto, insomma, in questa zona, in questo cerchio più grande, e rispetto a questo chiaramente, mettere qui un testimone e lasciare appunto che agisca. Per il tempo di posa possiamo usare un quadrante delle ore e il nostro pendolino, così da vedere quanto è necessario lasciare appunto il testimone all'interno del circuito. Abbiamo qui un circuito radionico detto Do. Vi chiederete cosa sono queste lettere, alcuni l'hanno capito al volo, altri hanno bisogno di una piccola spiegazione. Si tratta del nome sacro che vedete qua, Yod E Vau E, all'interno la lettera Sin. Volendolo leggere, potendolo appunto comporre in lettera, si parla di Yoshue, ma è appunto un circuito che serve a dare forza alle persone, la forza che proviene appunto dai 5 elementi, d'accordo? Perché ciascuna delle lettere del nome sacro corrisponde a un elemento e la sin apporta i valori dell'elemento spirito. Dunque, utilizzatelo come sempre mettendo un vostro testimone o un testimone della persona per il quale decidete di metterlo in azione. Anche qui o lo lasciate per il tempo necessario a raggiungere un obiettivo o comunque un risultato evidente, oppure interrogate il quadrante delle ore o dei giorni per capire il tempo di posa con cui lavorare.
Questo usa lo stesso procedimento dei precedenti ed è un circuito che pulisce le energie delle case e degli uffici, dei locali, insomma delle abitazioni in generale, e che serve appunto ad armonizzare. È chiaro che non si può mettere la casa dentro, ma una foto dell'ambiente che vogliamo ripulire e possiamo farlo tranquillamente. Anche qui abbiamo un nome, uno dei nomi sacri, uno dei nomi divini, è la figura del pentagramma, che assolutamente è fortissima per quello che è l'allontanamento e il ripristino, l'allontanamento delle energie negative e il ripristino dell'equilibrio. È talmente forte che basterà esporlo per un massimo di 3 giorni al mese. Questi li conosciamo già: l'energia donna, passo oltre, energia uomo, anche questo, andiamo avanti. Il circuito radionico per l'unione l'abbiamo visto anche in altre circostanze, dunque passiamo oltre. Questo invece è un circuito per un rapido miglioramento, se non sbaglio abbiamo visto anche questo, ma siccome è importante e non è detto che abbiate visto tutti i video consecutivamente, può anche essere che non abbiate visto in precedenze, dunque lo spiego molto velocemente. Quando qualcosa vi sembra che non vada più, quando tutto vi sembra bloccato, fermo o senza via d'uscita, potete usare questo circuito che raddrizza anche situazioni finanziarie problematiche. Dunque, l'ideale è mettere un testimone della persona da trattare all'interno insomma di questo decagono e posizionato sopra questa figura e lasciarlo fino al risultato ottenuto. Questo è un quadrante, un circuito per la pulizia dei chakra, riallinea e pulisce i chakra e dunque è un bene, penso per tutti, fare ogni tanto qualche ciclo di questo trattamento radionico. Si metterà un testimone della persona da trattare qui, all'interno del triangolo più piccolo e posizionato sopra il fiore della vita, e lasciarlo per almeno 3 ore al giorno per un mese. Questa è la formula per il trattamento. Comunque troverete tutte le istruzioni di come si applicano questi circuiti all'interno della dispensa. Uno scudo di protezione runico, lo abbiamo già visto, vado oltre. Questo è un altro circuito molto utile per la coppia, perciò diciamo che per quello che riguarda l'ambito sentimentale è uno dei circuiti su cui possiamo fare affidamento ed è appunto per l'armonia di coppia. Si metterà un testimone di ciascuno dei partner o una fotografia per esempio della coppia e lasciare agire fino a che non si arriva appunto al riequilibrio ritrovato. Allora, proseguiamo. Questo è molto carino, molto interessante e favorisce i sogni premonitori. Dunque anche al solito posizioniamo un testimone della persona da trattare o che desidera appunto sviluppare la capacità di avere sogni premonitori e lasciamo agire fino al risultato ottenuto. Anche questo serve per l'armonia di coppia o per creare insomma una famiglia, una coppia sana e si posiziona appunto il testimone della persona. Potrebbe anche essere una persona che è in cerca di questa cosa, dunque che desidera appunto crearsi una famiglia, trovare una persona valida oppure appunto posizionare una foto di famiglia all'interno così che la famiglia venga protetta da energie nefaste. Ovviamente il tempo di posa è fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo respinge le negatività, le energie negative. Serve a trattare le persone, non gli ambienti, perciò si posizionerà il testimone della persona fino al raggiungimento dello scopo.
Questa è la vibrazione primordiale, l'OM, e questo circuito appunto aiuta ad entrare in contatto con il nostro sé superiore, con la nostra parte più spirituale e più elevata, appunto. Lo lasciamo anche qui, posizioniamo un testimone all'interno del cerchio e in posizione proprio in corrispondenza dell'OM fino al risultato ottenuto. Inoltre, dimenticavo, è ottimo anche negli ambienti, può essere semplicemente esposto, appeso, fatto un quadretto o lasciato sopra un mobile in modo che ripulisca l'ambiente dalle vibrazioni negative e porti tutto ad armonizzarsi. Questo è famosissimo ormai, il disimpregnatore, vado oltre. Anche per la croce cosmica abbiamo già speso parecchio tempo nel spiegare la sua straordinaria funzione, dunque vado oltre. Se volete saperne di più, cercate il video che parla proprio della croce cosmica. Questo è uno scudo difensivo, lo scudo di Davide, e aiuta appunto a proteggere dalle azioni anche di natura magica occulta che possono essere state fatte contro qualcuno. Basta mettere un testimone all'interno dell'esagomo che si forma grazie all'incrocio dei due triangoli e lasciare agire fino ad un massimo di 3 ore. È molto molto potente. Questo è il 9 cerchi. Più avanti vedremo alcuni esempi di uso dei 9 cerchi. In genere si accompagna all'elaborazione dei numeri cosmici. Ne abbiamo già parlato proprio quando abbiamo parlato dei numeri cosmici in un'altra pillola, e dunque vi rimando alla visione di quella pillola in particolare proprio perché così non mi ripeto. Ad ogni modo mettiamo qui i numeri su cui i numeri estratti appositamente per una tematica e posizioniamo poi sopra il testimone. Il minimo di esposizione è 3 ore, mentre in altri casi può essere è il massimo, in questo caso è un minimo di tempo di esposizione. Ecco qua un altro bellissimo circuito, le losanghe. Questo viene utilizzato come mettitore. Dunque, se noi emettiamo delle figure, delle soluzioni vibrazionali, poi le possiamo mandare a un testimone a distanza. Possiamo aiutare, per esempio, caricando di una particolare vitamina delle persone, oppure poi, come vedremo più avanti, con il circuito dei fratelli Servanx, le 36 caratteristiche, 36 forze che possono essere inviate appunto a un testimone. In ogni caso è semplice, si mette dentro qui in corrispondenza del cerchio il rimedio vibrazionale e il testimone. Dunque devono stare entrambi all'interno delle losanghe e poi si chiederà al pendolino il tempo di esposizione. Comunque in genere non meno di 3 ore per avere un qualche risultato diciamo già evidente. Abbiamo il labirinto, abbiamo visto in altre occasioni il labirinto di Amiens, questo è un altro tipo di labirinto e porta equilibrio e serenità, che è un po' la funzione di tutti i labirinti, sono un po' degli sgombramenti, no? Perché ci si perde nelle geometrie e si riesce a non pensare ad altro, cioè ci si concentra appunto sul percorso. È una cosa che riesce a fare anche a livello eterico, astrale, e dunque può essere accompagnato, può essere utilizzato per accompagnarsi alle meditazioni o comunque anche solo quando abbiamo bisogno di mettere chiarezza nelle nostre idee. Anche questo un minimo di 3 ore, un minimo, però possiamo chiedere al pendolino appunto il tempo di posa necessario. Questo lo abbiamo visto in altre forme, dove era insieme anche ad altri diciamo così, integratori,
per il nostro benessere. Questo però è un integratore di melatonina. La melatonina ha delle funzioni molto importanti sia per il ripristino della salute, per la concentrazione, per il ringiovanimento e per la cura di alcune patologie, perciò anche non solo la sua funzione più conosciuta è quella di regolare i cicli del sonno e del riposo. Veniamo qua invece al circuito della Pollonius, questo l'abbiamo sicuramente già visto, ripeto appunto che eh, può essere usato appunto per scacciare dalla persona attacchi di natura occulta o altri assalti di parassiti, anche parassiti astrali, ma non solo. È capitato ad alcune persone appunto dopo aver applicato la Pollonius per il mezzo di un loro testimone e di veder sparire dalla loro vita delle persone che effettivamente erano un danno a livello proprio energetico su di loro. Diciamo che bisogna lasciare almeno 10 minuti, ma consigliamo almeno 3 ore e chiedere al pendolino, come sempre, il tempo di posa più giusta perché può variare da soggetto a soggetto. Abbiamo qua un circuito scudo, anche questo è un circuito di difesa da attacchi e da magie negative. Associato alla croce cosmica, tutti i circuiti difensivi associati alla croce cosmica danno il massimo. Abbiamo qui una valvola antisismica che si riprende appunto cioè riprende le idee e le vibrazioni della valvola creata da Egina e con questo sistema appunto noi sfruttiamo le vibrazioni della valvola e con il vortice ad anello le emaniamo in una zona insomma di interesse. Se viviamo in una zona particolarmente sismica o che ha appunto queste predisposizioni, possiamo piazzarlo lì e lasciarlo agire e faremo comunque daremo comunque un nostro contributo. E per sicurezza, siccome può smuovere energie particolarmente forti, si consiglia di applicare il testimone della casa per proteggere appunto l'abitazione, ma di posizionarlo a 100 metri di distanza almeno dalla zona abitata, perciò deve essere comunque non proprio in prossimità delle case e lasciarlo sempre agire così che faccia bene il suo dovere. Circuito per rafforzare i capelli e al solito si mette un testimone qui e si lascia agire fino alla soluzione del problema o a un miglioramento. Un altro che sfrutta sempre il vortice ad anello ed è questo per rinforzare insomma le nostre capacità extrasensoriali, le nostre percezioni. Sempre stessa cosa, si posiziona il testimone, si lascia agire fino al risultato ottenuto. Ed ecco qui una serie di circuiti, come ho detto prima, come ho anticipato prima, sono circuiti di 9 cerchi, in questo caso sono già precompilati con numeri cosmici. Questo si occupa delle disfunzioni renali, ma ne abbiamo anche altri, malattie del sistema sanguigno, malattie endocrine e metaboliche, malattie cutanee e venere. Questo per chi vuole tornare a rimettersi in forma e ridurre gli eccessi di adipe. E questo che è l'ultimo chiude ed è per le vene degli arti inferiori. Come vedete appunto si sfrutta la capacità di emanazione del cerchio, in questo caso addirittura amplificato dalla presenza di 9 cerchi concentrici. Sono tutti numeri di tipo cosmico, cioè numeri cosmici
di tipo, di analogo tipo, cioè si occupano tutti degli arti inferiori, della circolazione sanguigna degli arti e delle vene inferiori. E dunque abbiamo con questo visto tutto. Al solito si procederà col mettere un testimone all'interno di questi 9 cerchi concentrici posizionato proprio sopra i numeri e si lascia agire fino ad ottenimento del risultato. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Stampatevi la vostra copia, scaricatela, ricordo, sul sito www.ilcapitano.altervista.org e fatene tesoro. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro un buonissimo proseguimento e alla prossima. Un grande abbraccio dalla vostra Ildegarda.